Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo in tenuta per Venezia-Juventus. Le possibilità sono minime, bisogna vincere e sperare nelle sconfitte di Lecce o Empoli, oppure se una delle due pareggia, capire per gli spareggi. Fiorile è durissima, però abbiamo la maglia questa degli anni 90, 99-2000, MZ della Kronos, e deve portare fortuna con il logo vecchio e si gode. La maglia invece è sempre quella di Poyan Palo. Raga, speriamo bene. Siamo qua nello studio Comendiano. Ecco, vabbè. La sciarpa celebrativa, cancelliamo la parte destra. Fioi, io stasera, stanotte, quando tornerò a mezzanotte, spero di essere in questa postazione e, come si dice, registrare anche magari un qualcosa col telefonino e festeggiare la promozione della Venezia. Speriamo, è quasi impossibile, ma dobbiamo crederci. Non è nulla è impossibile, ragazzi. Nulla è impossibile. Quindi con il potere anche dello studio, raga, qua vediamo i trofei. Eccoci qua. Belli come il sole di notte. E anche il potere, ecco, dov'è? One moment, dove sei? Di Recoba, dai Recoba, regalaci il sogno. Vai raga, solito percorso. E oggi deve essere la maglia Kronos a fare la differenza. Mamma mia. Forse lo perdo anche l'autobus, perché mi sono, come si dice, perso a sistemare le cose. Vabbè, in caso 10 minuti dopo la navetta alle 19 non è un problema grosso, però mi perdo l'autobus con un King George e questo non è bene. Sarebbe la maglia celebrativa di Venezia Juve che potrei regalare per mia mamma o per la mia ragazza, ma boh, non ho molta voglia sinceramente. Attenzione, abbiamo un aereo che vola molto basso, molto bene. Raga, vediamo se riusciamo a prenderlo. Forse sì. Prima impresa di giornata, non perdere il bus. Non è prevista pioggia, però sono portato via il mitologico poncio giallo, cappello. Mamma mia, ora fai corse. Ho già mangiato anche un po' di più, proprio per essere a posto fino a mezzanotte. Non vedo ancora il pullman. Marchette, nell'ora dei vecchi tempi, prima degli infortuni alla schiena, portiamo a casa il risultato. L'autobus. Attenzione. La prima impresa di giornata. Non lo vedo ancora teoricamente. Stiamo già sudando, bene. Mamma mia, che brutto. Ormai come è andato fisicamente. Dai che forse ci siamo. Ok, eccolo qua, perfetto. Mamma mia. Vai che andiamo. Eccoci qua. Prego. Grazie. E vai, che siamo. Dai Fioi. Ma dove ti va? Ciao. Sei? No, che te parli? È brutto. Mamma mia. C'è tensione, raga. Giorgio, penso sempre a te. Per la legge di... Cioè, sei tu. Sei tu. Dai, il clima è quello giusto, dai!
vincere, vincere. Aiuto. Venezia! Crediamoci, cazzo! Venezia! No, vai a cagare! Giorgio, che enfasi! Io mi ha schierato forse sa. Non lo so, non è che hai visto sinceramente. Vai! Vai ragazzi! Dai ragazzi! Ecco, il modulo c'è. Dai! Dai! Gol! Gol! Calma! Dai! Dai, calma, dai! Venezia! Venezia! Oh. Calma Fiori, calma! Calma! Venezia! 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 Pista fine! Subito pareggio, cazzo. Non l'ha preso con la mano. Speriamo. Sporottamotti. Oh, ma con gli altri sempre i missili da 20.000 metri. Ma chi è segnato? Non so. Segnato il Verona. Giorgio, chi ha segnato? Sborot. Ho fatto pure male. Dai, un colpo del culo col VAR, dai. Oh, ma non era finita. Non reggo più a fine partita. Su una rimessa così. Su una...
Brescia primo tempo, mai molto dura. Bella! Dai! Gol! Gol! Non ci credo! Non ci voglio credere! Ma non ci credo! Dai! Venezia! 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 Dai, dai! Ragazzi, non possiamo dire se è scaricato l'occhiale, non possiamo dire niente alla squadra. Finisce qua, finisce la Serie A, la Juve in Champions. Grazie lo stesso ragazzi, oggi Perdoni che abbiamo non si fatto tutto hanno, il possibile. Non era stato. Bravi! Ciao ragazzi, un saluto al comandone nazionale. Comunque è stata una stagione dura, ma ci sta, dai. Ci sono gli applausi, grande Venezia comunque. Ripeto, abbiamo fatto tutto il possibile. È finito. Ciao ragazzi.